ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo sul Bus Simulator 2016, siamo con la Veneziani Trasporti che dopo i camion adesso va anche con i bus, ormai siamo estesi in Europa, in America, siamo anche qua, è veramente un cume devastante. Ho fatto un po' di cambiamenti, ho fatto 3 nuovi percorsi e ho 3 nuovi autisti, Tori Black, perfetta, ne abbiamo vista. Eccola qua tutto il suo splendore. Genoveffa Papi, ragazzi, perché ha proprio la faccia da Genoveffa. E Fernando Alonso, perché dopo i problemi con la McLaren ha chiesto lavoro perché ha detto in Formula 1 non ci sto più. A sto punto porto la mia esperienza da autista, perché comunque la McLaren era come un bus, era al tuo servizio. Quindi il buon Fernando Alonso è qui nella Veneziani Trasporti. Quindi abbiamo 3 grandissimi autisti, Tori Black in primis. È buono, abbiamo anche 4 pullman, ne ho presi 4 così per provare. Insomma, è la prima carriera, se siamo cagati possiamo farne un'altra. E abbiamo messo, questo è un percorso da 23 minuti, c'è Tori Black che adesso andiamo a fare insieme, perché finché non devo fare io il percorso per primo, se no poi non ho il reddito dagli autisti. Questo l'ho fatto adesso ed è quello di Fernando Alonso da 13 minuti. Poi c'è quello bello cicciotto da 34 minuti di Genoveffa Papi, perché è la più brava, diciamo, è quella più esperta. Siamo riusciti a sbloccare questo distretto e niente, il gioco sembra bello, chiaramente non è ottimizzato benissimo perché non è che ha lag, però ogni tanto, tipo in certi momenti ma risuona la fermata e c'è un minimo lag, mi chiedono i soldi del biglietto lo stesso. Per carità, ci può stare perché alla fine i simulatori lo sappiamo che quelli, insomma, così anche Farming Simulator per esempio ogni tanto scatta, però secondo me possono ottimizzarlo bene. Vabbè, raga, sono un po' così, ma lo sapete, le giornate sono un po' quello che arrivo distrutto a casa, però bisogna anche un po' distaccare perché sennò veramente non esco più da sto momento, che è così, ragazzi. Vabbè, insomma, dai, non ne voglio parlare perché almeno adesso ha poco senso, voglio aspettare un po', ci sono ancora troppo dentro faccio fatica con le persone vicine a me care, quindi con persone, per quanto lo sappiamo, i comendiani sono strepitosi, però non è facile parlare di certi argomenti a volte. Vabbè, insomma, niente, dai, adesso sto anche guardando Inter-Juve 3-0, pazzesco, Coppa Italia, il calcio è proprio incredibile. E niente, andiamo, abbiamo 7 milioni di euro, perfetto. Ok, vai che ci siamo, ci prendiamo il caffettino solito. Buono. Possiamo interagire con altre cose, vediamo. No. Vabbè, andiamo. Grazie, magari se... Eccolo qua. Abbiamo messo anche gli sponsor per avere un po' di soldini in più. È nuvoloso, però non c'è la pioggia, ecco. Allora. Perfetto. Allora, P. No. P. 1, 2, 3. Go. Go, go, go. Go. E si va. Ragazzi, ho l'ansia dei resti perché nella fretta di fare le cose, nella fretta di arrivare in orario e tutto, faccio cappelle. Mi scuso con chi è professore di matematica, lo voglio già avvertire tutti, scusate se sbaglio, ma già sono una pippa obesa in matematica. Viva le materie umanistiche. E secondo, l'ansia di sbagliare, di arrivare in ritardo, cioè mi butta via su sti giochi. Ok. Ora, un anziani viaggio. Allora, ok. Ok. Perfetto. Quanto abbiamo detto che mi ha dato? 5 euro. Ok. Vediamo se abbiamo azzeccato. Aspetta. Oddio, regolare un viaggio. 2,20. Ok, 50, 70, 80. Ok. Buono. Allora. No.
Oddio, vedi? Ecco, mi imbambolo. Mi imbambolo. Cos'è che... Mi rincoglionisco perché nella pressa sto già pensando a quello che devo fare. Ciao. Ti mette ansia sto gioco, Cristo santo. Abbiamo 22 minuti di viaggio, qua. Non sono pochi. Già semaforo. Tic toc, tic toc. Devo stare attenti ai danni, cioè ai danni, agli incidenti, perché la gente si incazza parecchio. Ma l'Inter, c'ho 3-0, il problema, puttana miseria incredibile. Che strano che è il calcio, mamma mia se è strano. Per quello è uno dello sport più bello del mondo, perché è l'unico sport super imprevedibile. Ti piace questa camicia? Sì, ti sta benissimo. Dai però, madonna, sti semafori, solo io prendo sti semafori del cazzo. E vuoi andare? Cioè non so, se siamo qua, facciamo notte. Veramente, cioè non ho parole. Non ho parole. Non ho l'età, non ho l'età. Però che bello, fai Genoveffa Papi e Fernando Alonso, te li godi però, Ok, sì, però ecco, adesso apriamo le porte magari. Fanculo. Me purtroppo mi ha sempre dato ansia, sì, ste robe. Devi arrivare in orario con i bus. 2 regolare giorno. Ok, allora 80 e qua abbiamo 4, 6, 8. Uno regolare. Perfetto. Ma io non lo so, se con quello là, con quello da 15 euro ho fatto cagate forse. Mi scuso già. Sparo. Allora, sono 5 secondi, spero di farcela. No! Merda. Ti prego, non cappellare. Catroia. 30 secondi. Ti prego, semaforo diventa verde. Dai, fioi, dai. Dai, però, ok. Buono. Ok. 1, 2. Buono. Dai che siamo in orario. Due regolare. Ok, giusto. Vabbè. Uno regolare. Ok. Ok. E ci siamo. 1 minuto e 21, però la fermata è lunga. La fermata è bella lunga. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc.
Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Verde. Qua abbiamo un disabile, mi sembra. E come si fa? Aspetta che vediamo. Aspetta. 2 regolare. Oddio, panico. 2 regolare e dopo... Cazzo. Allora, vediamo. Cosa devo fare? No, che figata. Anche se mi dispiace per il ragazzo disabile. Vai. Perché non è automatica. Che però hai fatto bene, dai, che sboro. Cosa puoi dire? Insomma, accontentiamoci, dai, che se non è ottimizzato benissimo. Qualche scattino che dà fastidio, però. Se fosse così o MSI sarebbe perfetto, ma che si sboccio fa un FPS scarso, porca troia. Proverò a reinstallarlo anche, ma... È veramente fastidioso. Ok. Ecco il nostro camion. Ho messo il cuoricino, ragazzi, perché il camion di Tori, il bus di Tori è pieno di cuoricini. E c'è anche la stellina di Tori che chi è esperto sa cosa vuol dire. Ormai ho 28 anni. Non devo più pensare a certe cose, Dai. Come per cortesia. Ma sono un vecchiaccio. Ah, ok, ancora. Muovite. Devo comprare quello automatico, Fioi, ciao. Ok. È un attimo, cazzo, neanche un minimo di rispetto, madonna, mi sto mica divertendo, oh. Catroia. Già che suonano il clacson, sti merdosi. Garden Lane. Qua devo andare lenti. Abbiamo il limite di 30. Per adesso stiamo andando anche abbastanza bene, se così si può dire. Ok. Passo io, non rompete le palle. Passo io, non rompete il cacchius. Ok. Spero siamo in straorario. Ok. Brutta posizione, non rompete il cazzo, Fioi. Dai. Non rompiamo i maroni. Ci siamo? Sta buon, studente, un viaggio. Ok. Perfetto. Buono. E ok. No, sbaglio sempre tasto, madonna del signore. Devo cambiarle, cioè. Perché alte copie che era control per levare la visuale dei soldi della cassa. Ok.
Siamo proprio davanti alla chiesa, siamo. Perfetto. Sì, non posso fare tutto il viaggio perché sennò poi diventa lungo. Ok. Perfetto, c'è un po' di traffico. Occhio, 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 occhio. Bravo, come qua mi sei piaciuto, come. Qua mi sei piaciuto. Dai, ci sono i rigori intanto. Dai, invece, su. 1-1 dopo due rigori, dopo un rigore per parte. Abbiamo anche la televisioncina abbiamo sull'autobus. Tic toc, tic toc. Tic toc, tic toc. Dopo faremo anche i percorsi inversi, perché se, cioè, facciamo tutti questi tre anche quelli inversi. Così per vedere un po' tutte le prospettive. Dai, però che devo fermarmi, dai. Madonna. Questi semafori. Ok. Vediamo Rodrigo. Gol o no? Non si è capito se è gol. Perché non sento chiaramente. Ok. Ma è gol o no, Fei? No! Mamma mia. No, l'ha sbagliato. L'ha sbagliato. Morata. Gol. Dai, invece, su. Madonna, fai i semafori più lunghi della storia. Ci siamo, guarda che bene che sono messo, è bellissimo. Ok. È bello lungo sto percorso, eh. Pensa a quello da 40-34 minuti. Gol dell'Inter. Vedo che veramente ha fatto un'impresa, cioè, far 3 gol alla Juve e non prenderne, veramente bravi, devo essere sincero. Quello che non capisco, ce l'hanno col Milan perché ha battuto Alessandria e Crotone, ma è colpa, non è colpa nostra se Roma e Fiorentina vanno fuori, sinceramente. Cioè, sono anche cazzi loro. Io proprio queste cose da bar non le capisco, sinceramente. Cioè, vabbè. Aspetta, ho aperto quella dietro? Ok. Oh, Paolino Pog. Paolino Pog. E gol anche di Paolino Pog. Una delle porte è bloccata, cazzo. Aspetta un attimo. Allora, sblocchiamola. Vai. Perfetto. Ottimo. Quindi anche la partita mi dà distrazione, Fioi. Va bene. Gol dell'Inter. Oh, ultima fermata, finito. Se la Juve segna, va in finale contro il Milan. Che sembra almeno una soddisfazione di fare una finale, cazzo. Oh, Bonucci, vabbè.
Allora, Bonucci con tutto... Sta sul cazzo Bonucci, madonna. Se c'è il karma, Bonucci la sbaglia. Perché Bonucci è un antipatico, veramente una roba... Una roba schifosa proprio. Purtroppo Bonucci è strantipatico. E si sente anche forte, quello è il bello. Vediamo il gol di Bonucci. Ecco gol. Bravi. Complimenti all'Inter però. Però la Juve in finale, la Juve è incredibile. In un modo o nell'altro. Pazzesca, che squadra, ragazzi. In Italia è la più forte, non c'è niente da fare. Vabbè. Ciao. Che sport, ha preso bei soldoni. Abbiamo preso, sì, prima hanno già 944 milioni. Non so come sia possibile, però va bene. Ok. Pubblicità, vedi. Perfetto. Siamo andati bene, vediamo che livello andiamo. 7 8 di tutto abbiamo preso. Buono. Vediamo, sono saliti qua. Non si capisce. Un attimo capirlo anch'io, ragazzi, qua, Alfonso. Buono, ragazzi, nel prossimo video ci spariamo invece il viaggione da 34 minuti. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!